Leandro Maggi, lo vedo in diretta, siamo qua preso al volo con chi? Con Enrico Pennini. Direte voi, a parte che ormai sei famoso, però è quel personaggio che ha fatto un'impresa, possiamo definirla eroica o perlomeno impegnativa, si è fatto la traversata dalla Croazia a Baricata in SUP. Allora, innanzitutto spieghiamo cos'è il SUP e naturalmente capiamo chi è Enrico Pennini. Buongiorno Enrico. Buongiorno a te e grazie insomma di questa intervista, perché apprezzo molto. Al volo sì, stavo facendo colazione e mi fa molto piacere. Allora, il SUP è un acronimo, diciamo, di stand up paddle. Sarebbe una tavola da surf, in parole molto semplici, più grande, dove ci puoi stare in piedi, e l'unica propulsione è un remo, una pagaia, quindi tu pagai sempre diciamo con una pala, quindi non hai come il kayak che fai prima una poi l'altra, quindi la capacità è stare in equilibrio sulla tavola e pagaiare mantenendo l'equilibrio, trovando un setup che ti permetta anche di raggiungere un'andatura, in questo caso parlando di endurance, ovviamente con una gestione cioè nel lungo, quindi le tue energie devono bastare per in questo caso 20 ore, che è quello che è stato insomma il tempo che ci ho messo per arrivare fin qua nel delta del Po. Ecco, chi avesse provato magari anche con la tavola da surf a stare in piedi sappiamo quanto difficile è. Tu ti sei fatto 20 ore attraversando l'Adriatico, tra l'altro non costeggiando, quindi in alto mare, incontrando navi, mi dicevi anche la difficoltà quando trovi una nave da 200 metri, l'onda quanto ti può creare problemi. Sì, certo. Sì, allora ovviamente sono stato accompagnato da una imbarcazione con un equipaggio di soccorritori e ottimi navigatori che quindi hanno seguito la mia rotta in modo che non ci fosse mai un incrocio importante con questa tipologia di imbarcazioni, e quindi il supporto insomma da parte dell'imbarcazione, che è tra l'altro una barca vera, perché una barca vera poi ha una motorizzazione che permette anche di andare alla mia velocità, che è stata più o meno di 2 nodi e mezzo di media, quindi siamo tra i 4 e i 5 km orari indicativamente. Ho avuto anche delle punte molto alte più o meno di notte, perché a un certo punto non c'era più vento, quindi poi è stato proprio un momento dove c'era un quarto di luna, vedevi su proprio quasi al centro del mare Adriatico, vedevi i confini dell'orizzonte dappertutto, e vedevi Cassiopea, la Via Lattea, addirittura si vedevano i satelliti. Sì, era incredibile, e quindi una stellata pazzesca, e in quel momento lì ho sentito che proprio ero immerso nel... Sì, esatto, quindi non ci facevo caso come andavo, e quindi ho fatto una buona andatura fino all'alba, poi dall'alba in poi è cominciato a diventare un pochino più difficile. Ecco, ci dicevi che 20 ore di navigazione sono tantissime, poi come ripeti sì. Solo muscolare, quindi non ci sono aiuti di nessun tipo, né vele né motori e altro, però la grossissima difficoltà gli ultimi 3 miglia, quando sei arrivato domenica davanti al porto di Pila, è cominciato il vento e qua hai detto non mi voglio riposare perché la gente mi sta aspettando, sì. Però sei arrivato distrutto. Sì, no, allora diciamo che la mia preparazione, che è stata ovviamente lunga e ricca di sperimentazione anche sotto il profilo alimentare, perché una delle cose più difficili era che cosa mangio in 20 ore. Che cosa mangi? Diciamo che un po' insomma non mi va di rivelare il segreto, ecco. Però diciamo che è stata una ricerca importante, che mi ha permesso poi di mantenere efficiente il mio corpo fino alla 17ª ora di navigazione. Poi ho cominciato a non avere più voglia di niente, quindi anche qui poi è calata l'energia, in più ho trovato un mare con me con onde di 1,5 metri, eravamo più o meno a 2 miglia dalla costa, e io già vedevo terra, dicevo ci sono arrivato, e a un certo punto sì, avrei potuto aspettare, ma sarei arrivato probabilmente alla sera, pagaiata dopo pagaiata, magari trovando una rotta diversa, però non mi andava insomma anche Io comunque ho pagaiato per altre 3 ore, cioè dopo aver visto questa situazione, rimanendo praticamente fermo nello stesso punto. Ah sì? Cioè era frustrante, perché tu dopo tutta questa distanza, io per 3 ore ho pagaiato, guardavo
ero sempre fermo, ho detto cioè, non è possibile, sono arrivato, però poi dopo hanno calcolato, c'è l'Emilia, cioè io alla fine ho fatto più della distanza che mi hanno prefissato di fare, a un certo punto però non me l'hanno detto quando ero lì, me l'hanno detto quando sono venuto giù. E quindi quanti chilometri sarebbero? Allora hanno calcolato, sicuramente ho superato i 100 km, anche perché poi la rotta ogni tanto è stata presa da qualche scarrocciata, insomma, a destra a sinistra. Un corpo come il tuo, che tu sei allenato, sì, giustamente l'hai preparato tutto, quanto tempo ci mette poi a recuperare una fatica così? Non lo so, questo lo sto scoprendo in questi giorni perché, come dicevo, c'è alcuni muscoli del corpo, tipo i tricipiti, che non mi permettono di piegare il braccio, perché per quanto io abbia fatto stretching, o comunque, essendo tra l'altro anche un po' un professionista del settore dell'allenamento, da sempre, ho curato poi la parte dello stretching durante tutta la navigazione, quindi io prendevo tipo 5-6 minuti dedicati ai piegamenti per la colonna vertebrale, perché era molto sollecitata per via del esatto, soprattutto il tratto lombare, e poi la parte, diciamo, delle braccia e posteriore delle gambe. Sono riuscito comunque a mantenere un'efficienza importante, ripeto, fino a 17 ore e mezzo di navigazione. E poi un'altra cosa da non sottovalutare è che comunque abbiamo un cuore, e una cosa molto difficile è stata riuscire a mantenere una soglia cardiaca con una buona andatura bassa, perché tu non puoi tenere, è come andare con la tua macchina, qualsiasi macchina sia, a manetta per 1000 km, qualsiasi macchina avrebbe delle difficoltà, e quindi tu, se vai a 100 all'ora, velocità costante, la tua macchina ha la capacità di fare anche 2000 km, e quindi cioè, il rischio poteva essere veramente alto a livello proprio di, insomma. Tu eri monitorato per questo o ti automonitoravi? Mi automonitoravo cercando di, perché avevo già sperimentato durante l'allenamento qual era il punto limite, e sono riuscito a mantenere queste soglie fino alla 15ª ora, medie di 110 battiti, vuol dire che ho fatto 120, 90, 120, quindi giusto per far comprendere, chi se ne intende lo sa. E successivamente ho cominciato ad avere dei picchi un po' più alti, quindi io avevo puntato comunque il mio frequenzimetro che mi diceva quando il mio cuore saliva un pochino troppo, e mi sono accorto quando mi fermavo, perché giustamente ero stanco, però poi anziché recuperare mentre andavo, dovevo proprio fermarmi e quindi aspettare anche 5 minuti che il cuore tornasse giù, che non andava più giù dei 100 battiti, rimaneva sempre appena sopra, quindi dovevo stare un po' attento, ecco. E alla fine poi le 3 ore sono andato avanti, poi ho detto ragazzi va bene così, mi hanno confermato insomma che c'ero anche con le distanze eccetera eccetera, e abbiamo un paio dei miei amici che erano arrivati appena lì a un paio di miglia, mi hanno caricato sul gommone, loro sono arrivati con la barca, e diciamo l'ultimo pezzo da Scano Boa fino a Baricata l'abbiamo fatto in navigazione, ma il più ormai era fatto, dai. Grandissimo. Ti faccio l'ultima domanda. Lo scopo poi del tuo viaggio era anche per monitorare, visto che hai monitorato il cuore, ma soprattutto monitorare la salute dell'Adriatico. Tu collabori anche con Plastic Free. Sì, beh certo, loro sono straordinari, è stato bellissimo collaborare con loro, perché chiaramente hanno una sorta di visione a 360 gradi di quello che è l'aspetto educativo, ma soprattutto anche quello di azione che fanno nei vari territori, e quindi sto apprezzando molto, ed è stato per me un onore insomma collaborare con loro. Ma cosa mi ha spinto in realtà? Io, facendo sport outdoor, essendo un istruttore di sopravvivenza, tra virgolette, io porto le persone a perdersi in natura per ritrovare se stesse, ma se io le porto in natura e sulle coste, sugli scanni, io trovo quintali di plastica, ma io che cosa gli posso insegnare? Che cosa posso cosa posso parlare, quale valore aggiunto posso dare al mio territorio sotto il profilo turistico, perché poi io sono un appassionato del settore turistico, ho avuto l'onore di lavorare per grandi catene alberghiere in vari posti insomma dell'Italia eccetera eccetera quando ero più giovane, e non che adesso sia vecchio insomma, però Diciamo, tu quanti anni hai? 40. Caspita, che fisico che ha. Di compio insomma quest'anno mi sono fatto il regalo di compleanno, dai, questo è stato il regalo più grande, e quindi quando arrivo sui nostri scanni qua, perché poi io sono innamorato del Delta del Po, e per me il Delta del Po deve avere un'ascesa importante da qui ai prossimi anni, perché penso
a come sta cambiando il mondo e penso anche alle nuove generazioni, e l'obiettivo è proprio arrivare ai giovani portando un concetto di sport ecosostenibile, ovviamente poi con una scelta tra l'endurance o l'exploring, l'esplorazione, mi stava venendo di dire qualcosa in inglese, quindi un turismo responsabile, e ovviamente anche dei progetti formativi che mi piacerebbe organizzare, anche se ho fatto una raccolta fondi. Non so ancora quanto sia venuto su, però sicuramente poi sarà mia premura rendere partecipe il pubblico di quello che io intenderò fare, e accetterò anche consigli, perché mi piacerebbe lavorare molto sulla formazione e sull'informazione delle nuove generazioni, dei giovani, sull'aspetto del rispetto del pianeta e dell'ambiente in cui viviamo, insomma. Ti ringrazio. La ultimissima domanda, lo sai quando si fa 1 più 1,5, ma in Alto Adriatico dicevi che anche lì trovavi plastica, cioè sì. Anche nel tuo guscio di questa tavola, tra l'altro quanto è grande la tavola? Allora una 12 piedi e 6, quindi siamo intorno ai 3 metri e 60 credo. Però il pezzettino di plastica ce l'ha sempre. Sì, allora sia nella prima parte quando sono partito dalla Croazia, perché comunque essendo partito alle 5 ho avuto possibilità di navigare con la luce fino alle 22, perché ho avuto luce fino alle 22 in mare, e sì, devo dire che ho trovato qualche pezzettino di plastica che non mi va neanche di dire da dove viene, perché insomma i passaggi ci sono, e quindi un po' gli scarichi dei fiumi, un po' chi magari si trova sulle coste che butta in acqua, ma soprattutto chi passa in mezzo al mare. Enrico, ti saluto, ti ringrazio, naturalmente io ti invidio perché sono la persona più sedentaria che ci sia al mondo. E poi sempre in tempo. No, non riuscirai a convincermi. Ovviamente in una maniera molto più contenuta. No, allora io forse riuscirei a fare da fosso a fosso. Allora facciamo così, ti aspetto, sarai fosso. mio ospite un giorno, vieni a Baricata, dove ho la mia sede centrale di Adventures 363 Delta del Po, vieni e tu vieni con me, fai un giro, stiamo un'oretta insieme e vedrai che ti divertirai. Magari ci prendi gusto dopo anche. Vabbè, non ti assicuro niente. Ti ringrazio, grazie, è stato un piacere. Grazie a te.